Davamo notizia ieri mattina della prima raccolta del seme delle vongole veraci per questa stagione, organizzata da Veneto Agricoltura, una raccolta che ha fruttato 105 tonnellate di semina, equivalenti a 4.200 ceste, che sono state destinate alle aree di allevamento di Chioggia e di Venezia. Avevamo anche accennato che la Guardia di Finanza, nella sua attività di controllo, aveva individuato e sequestrato una quantità di seme trasportato illegalmente. Come sappiamo ormai, uno dei problemi di alcune zone di allevamento è la mancanza di sufficiente ossigenazione delle acque, la conseguente proliferazione delle alghe, come dell'elevata salinità che provoca un aumento dei murici, che delle vongole sono voraci nemici. Alcuni allevatori si trovano quindi nell'oggettiva difficoltà di allevare il proprio prodotto e portarlo a maturazione nel loro terreno, che non offre le condizioni ottimali, e piuttosto che rilasciarlo sapendo già in partenza di non offrire l'habitat adatto alla crescita del prodotto, ha preferito provare a venderlo, facendo quindi un'attività illegale priva di autorizzazione. Sbagliato, in quanto si tratta di un'attività non normata, non prevista per la tutela del prodotto, ma è altrettanto sbagliato che i territori dati in concessione non siano resi produttivi. Da tempo la categoria lamenta la necessità dell'escavo dei canali per creare una corrente maggiore e una maggiore ossigenazione dell'acqua, che renderebbe più arduo alle alghe proliferare come stanno facendo, soffocando il fondo. E da tempo si chiede che venga immessa acqua dolce in alcune aree in modo da abbassare il grado di salinità e rendere meno favorevole l'aumento dei murici, predatori delle vongole. Un comportamento non giustifica comunque l'altro. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.